Sono un pochino senza voce, si sente. Quindi per favore non mi fate gridare. Quando vi dico di gridare, gridate voi. Amen? Quindi i demoni oggi mi sentono di meno a me, però il Signore mentre eravamo in adorazione mi ha fatto capire che la voce del cuore è più forte alla presenza di Dio. Amen? Quindi è necessario che quando noi alziamo la nostra voce deve essere accompagnato da quello che c'è nel nostro cuore, perché se sono solo parole il diavolo passa e dice tu chi sei, la tua lode a chi appartiene. Quindi è necessario che nel nostro cuore ci sia qualcosa di fermo, di stabile. Quando c'è la fermezza e la stabilità dentro di noi, la nostra voce acquisisce una potenza, ma è la voce dentro di noi che dà potenza alle cose di Dio. Amen. Signore, io ti voglio ringraziare per questo giorno ancora, perché tu sei veramente buono. Signore, oggi mi hai riempito e spero che anche loro siano stati riempiti di una gioia particolare, immensa. Signore, tu hai reso questo giorno speciale con la tua presenza ineffabile, con la tua presenza profonda nel mio cuore, nel nostro cuore. Vogliamo, Signore, veramente lodarti ancora con tutto il cuore e vogliamo, Signore, fare un applauso grande e magnifico alla tua presenza. Gloria a te, Signore, alleluia. Amen. Vi potete restare seduti. Vi potete restare lì in piedi, scusate. State lì in piedi che leggo la parola. Allora, Giovanni 17,20. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi uno in noi. Dilla alla persona accanto a te, uno in noi. Di nuovo più forte che io non lo sento. Amen. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Mi voglio soffermare un attimino qua. Dio ci ha dato la gloria, la stessa gloria che ha dato a Gesù è su di noi. Considerate questo versetto fondamentale nella vostra vita, perché non siete senza gloria, voi siete con la gloria di Dio. La stessa gloria che ha investito Cristo è su di noi. Amen. Quindi io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Amen. Vi potete sedere. Oggi è un giorno particolare perché oggi faremo una specie di matrimonio, di fidanzamento particolare. Anche alla fine faremo una preghiera speciale che ho programmato dentro di me, ma lo sento ancora di più dentro di me di fare un terremoto questa sera. Amen. Quindi Gesù in Giovanni ci parla di unità, e non è un'unità solo intesa come unione fisica o unione spirituale, è qualcosa di più, è qualcosa che travalica i confini della nostra mente, va al di là dei confini di questo mondo e arriva fino al cielo, al terzo cielo, fino al trono di Dio, perché dalla nostra unità dipende anche l'unità che noi abbiamo con Dio. Amen. Dio alla persona accanto a te, sei unita a Dio? Se noi siamo uniti a Cristo, anche tra di noi dobbiamo essere necessariamente uniti. Amen? Necessariamente, perché se tra di noi siamo divisi vuol dire che c'è un problema con la nostra unione divina. Ok? Se io sono separato con mio fratello, se io sono separato con i miei figli, con mia moglie, con mio marito, c'è qualche cosa che non va nella mia unione spirituale con Dio. Considerate che ogni cosa in questo brano ci parla di amore. Se io mi muovo nei confronti di Dio con amore e faccio le sue cose con amore, in me c'è unione perfetta con Cristo e di conseguenza con Dio. E questa conseguenza di amore arriva anche a trascinare i fratelli, cioè io mi rendo uno con i fratelli. Amen. Quindi qual è il perno dell'unità? L'amore. Dì alla persona accanto a te, ama. Di nuovo, ama.
Picciù, non lo potete capire ancora, a me mi viene da piangere, perché veramente io sento questo amore profondo nella mia vita da parte di Dio. C'è stato un momento, non oggi, un giorno mentre ero sulla macchina, ero un pochino più giovane, ora non è che sono vecchio, però mentre viaggiavo sulla macchina, arrivato a un certo punto mi è venuto un dubbio, disse, ma io lo amo il Signore, e il Signore mi ama, e mi facevo un esame di coscienza, come penso che ognuno di noi dovrebbe fare arrivato a un certo punto della propria fede, non della propria vita, della propria fede, perché io ero convinto di amare Dio ed ero convinto di aver provato l'amore di Dio, assolutamente. Io vi ho raccontato tante manifestazioni che ho avuto nella mia vita, ma quel giorno in particolare non è successo niente. Mentre ero sulla macchina ci disse, Signore, ma mi ami? Io non ho mai sentito il tuo amore. E tra me e me dicevo, forse no. Non ero convinto non di averlo ricevuto il suo amore, ma di averlo provato. No? Una cosa è quando fai il compleanno, ahimè, e ti danno la torta, una cosa è assaggiarla la torta. Ok? Una cosa è sentire l'odore, una cosa è gustarla con le papille gustative della lingua, la torta. E quel giorno il Signore mi ha toccato mentre guidavo e mi sono messo a piangere, perché veramente mi sono sentito come investito da un'altra macchina all'improvviso, e mi sono detto, ok Signore, ora posso morire in pace. Però il Signore vuole che ancora continuo, perché vuole che io vi trasmetto questo amore, ma soprattutto vuole che voi ricevete questo amore, e l'amore non si riceve se non siamo uniti a Cristo. Dicevo l'altro giorno che una corda a 3 capi è resistente, è forte. Perché la corda a 3 capi? Perché rappresenta, in genere rappresenta la Trinità, può rappresentare la Trinità, quindi Dio è trino. Rappresentiamo noi stessi quando noi siamo completamente di Dio, quando la nostra anima, il nostro corpo e il nostro spirito appartengono completamente a Cristo. Rappresenta la coppia, marito e moglie e Dio, ma rappresenta anche la Chiesa. Ognuno di noi è Chiesa che deve essere unita a Cristo nello Spirito Santo. Amen? Quindi voglio leggere Efesini 4, cerco di essere veloce perché ci sarà anche l'intervento di Carmelo Culora, quindi ci tengo che lui parla. Andiamo a prendere Efesini dal capitolo 4, versetto 1. Io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a camminare nel mondo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Dì alla persona accanto a te, nell'amore. Certamente sopportarsi, silenzio, mi sentite meglio? Certamente sopportarsi nell'amore non è facile. Non è facile sopportarsi, già vi capisco quando mi dovete sopportare, ma quando mi amate mi sopportate. Amen. Manco io mi sopporto tante volte, però ho imparato, e voi dovete fare lo stesso, la mattina quando vi alzate, che vi lavate la faccia e vi guardate allo specchio, dovete dire ti voglio bene. Non sto scherzando, perché Cristo ci obbliga ad amarci. Amen. Dopodiché guardate nello specchio, fate come faccio io. Certo, magari non è che all'inizio ci credevo tanto, però col tempo ci crederete sempre di più. Che bella opera che ha fatto il Signore. No, vi guardate allo specchio e dite che bella opera ha fatto il Signore. Sapete perché? Perché Dio ha fatto una bella opera in me e in voi, l'ha fatta. Quando noi non lo sappiamo è perché noi non ci amiamo veramente e quasi quasi ci autodistruggiamo e distruggiamo l'opera di Dio in noi. Quindi la mattina che dovete fare? Quanto sei bello, che grande opera che ha fatto il Signore. Amen? Con tutti i tuoi difetti, io ho i peli nelle orecchie, non le posso vedere, eppure è un'opera del Signore. A Dio piace così, a me no, e quindi li tolgo. Quindi, amen? Quindi che dovete fare la mattina? Quanto sono bello, che opera grande ha fatto il Signore. Non vi sto scherzando, perché se prima non siete uniti a voi stessi, perché disprezzare voi stessi, voi siete separati da voi stessi, cioè voi vedete cose che in voi non ci sono.
Non so se sono stato chiaro. Quando voi disprezzate voi stessi, voi state disprezzando la natura di Dio che ha messo in voi fin dalla nascita. Poi, per non parlare poi che siete diventati il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Peggio ancora. Quindi, continuiamo e dice ancora. Studiandovi di conservare l'unità nello Spirito, l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Dite alla persona accanto a voi, pace! Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati all'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico, Padre di tutti, traduciamolo diversamente, un Dio unico, Papà di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Amen. Io vi voglio fare riflettere su una cosa particolare, anzi no, dopo, andiamoci. Dopo. Quindi la prima cosa che ci dice in questo brano è amore, ci dobbiamo amare. E vedete che è chiamata anche in causa la Trinità, perché viene chiamato lo Spirito Santo, viene chiamato il Signore Gesù e viene chiamato il Padre. Ognuno di loro agisce in noi in una maniera particolare. Quindi umiltà, mansuetudine, pazienza e sopportazione, tutte cose che noi abbiamo in abbondanza. Vero? Alziamo chi è che non ce l'ha in abbondanza. Ce l'abbiamo un pochino. Quindi umiltà, riconoscere che ogni cosa umiltà, riconoscere che ogni cosa non è merito nostro, riconoscere i propri limiti, i propri errori e il proprio ruolo. Quindi l'umiltà è qualcosa che purtroppo non ci insegnano quando siamo piccoli, non ci insegnano quando cresciamo, non ci insegnano, assolutamente ci insegnano proprio tutto l'opposto. Devo dire che il Signore fa successo con le cose umili, finché queste rimangono umili. Attenzione, perché se queste poi si inorgogliscono, il Signore scarta e ricomincia la sua opera con cose umili di nuovo, con persone umili. L'umiltà è alla base della potenza di Dio. Amen. Quindi poi dice mansuetudine, quindi docilità e mitezza. Poi dice ancora pazienza, capacità di attendere l'opera divina. La pazienza, quanti di noi abbiamo pazienza? Mi dispiace, io in quest'ultimo periodo vi sto superando in pazienza. Io sto diventando una persona così paziente che mia moglie mi dice non è possibile, sei troppo paziente. Ho imparato ad aspettare i tempi del Signore, dovete farlo anche voi. Sia delle cose buone sia delle cose cattive. Certe volte io prenderei ognuno di voi e vi romperei la testa, ma ormai sono abituato a questo tipo di pazienza. Ho iniziato a vedere le cose sotto un'ottica diversa, cioè è più importante che io preghi per voi. Perché se c'è un errore, ognuno di voi deve arrivare a quell'errore e si deve autocorreggere. Avete gli stessi miei strumenti. C'è quello che è la parola di Dio, lo Spirito Santo, Gesù Cristo nella vostra vita, la preghiera. Avete gli stessi strumenti che ho io, né più né meno. Quindi voi potete fare come me o più di me nella vostra vita. Amen? Dì alla persona accanto a te, tu hai gli strumenti giusti. Che non è il letto, attenzione, per quanti amano il riposo, non è il riposo lo strumento di Dio. E infine dice sopportazione, capacità di soffrire. Sopportazione, ditelo insieme a me, sopportazione. Lo so che voi mi sopportate, siete bravi in questo, ma io certe volte a voi non vi sopporto. Impariamo a sopportarci gli uni gli altri significa capacità di soffrire, di resistere a situazioni spiacevoli, ma anche di tollerare i difetti e i limiti dei fratelli. Ognuno di noi ha dei limiti. In merito a questo io vi voglio ricordare il discorso di Gesù sulla montagna. Gesù ha iniziato a dire beati i poveri spirito, beati i perseguitati, beati chi ha sete di giustizia, poi beati i mansueti. Perché non tutti hanno quei problemi, ma ognuno di loro ha dei problemi. Quindi Gesù categorizza le persone, tra virgolette le categorizza, ma perché siamo tutti diversi. Guai se non fosse così, ognuno di noi ha un problema e quindi ognuno di noi deve risolvere quel problema in Cristo. Ma io vi voglio fare notare una cosa, che quando Gesù era sulla terra
non c'era lo Spirito Santo. E lui comandava persone che non avevano lo Spirito Santo. Gli apostoli cacciavano demoni e non avevano lo Spirito Santo ancora. Ricevevano grandi rivelazioni e non avevano lo Spirito Santo. Quando Gesù ha ordinato di amare, loro non avevano lo Spirito Santo. Non so se mi spiego. Certe volte nella nostra vita, lo dico come provocazione, non è necessario lo Spirito Santo per fare determinate cose. Amare è un comandamento che viene da Dio e non dipende dallo Spirito Santo, dipende dalla tua volontà. Altrimenti non poteva ordinare agli apostoli di amare, non poteva ordinare agli apostoli di andare a predicare il Vangelo, non poteva ordinare agli apostoli di scacciare demoni. Allora qual è il ruolo dello Spirito Santo? Ce lo dice la stessa parola qua. Provoca soprattutto unità nel corpo e salvezza nella nostra vita. Ci convince di peccato lo Spirito Santo, ci porta alla presenza di Dio, trasforma il nostro spirito, lo connette a quello di Dio e ci fa una cosa sola. Ma quello che è nel nostro cervello va trasformato dalla parola di Dio, va trasformato ogni giorno dalla lettura quotidiana della Bibbia e non dipende dallo Spirito Santo, nel senso che la mia volontà a Dio non la violenta, io mi devo violentare, tra virgolette violentare, ok? Io devo andare alla parola di Dio, lo Spirito Santo non mi spingerà mai contro il mio volere verso la parola. O capite che cosa vi voglio dire? Che l'unità non è qualcosa che dipende dallo Spirito Santo, l'unità è qualcosa che dipende da noi. L'unità è qualcosa che dipende dall'amore e l'amore non sempre dipende dallo Spirito Santo. Dio in noi ci convince che dobbiamo amare, ma se noi siamo convinti allora amiamo. Quando io riconosco che Gesù mi ha amato, allora io posso amare. In un matrimonio nessuno mi può costringere ad amare la moglie o il marito. In un matrimonio, voi sapete che quando noi celebriamo un matrimonio, la prima cosa che facciamo dire: ti ha obbligato qualcuno? E c'è una cosa particolare anche nel matrimonio. Il matrimonio ha un vincolo che è eterno, non è un contratto, è un patto. E c'è qualcosa nel matrimonio che ognuno di noi, soprattutto gli sposati, alziamo la mano agli sposati. Amen. Abbiamo promesso di amare nel bene e nel male. Non ce lo scordiamo. Perché certe volte ricordiamo, la nostra memoria è corta, e ricordiamo: ma io ho promesso di amarti nel bene. Non mi ricordo di averti amato nel male, di doverti amare anche nel male, cioè nei momenti difficili. L'amore è questo, dobbiamo amare in ogni momento. Tant'è che poi Paolo ce lo dice. Allora, dice così: umiltà, mansuetudine, pazienza e sopportazione. Vale anche nel matrimonio. Io devo amare mia moglie nell'umiltà, nella mansuetudine, nella pazienza e nella sopportazione. Quindi che vuol dire? Che devo sopportare mia moglie? Eh sì, certo, se la amo, però non è la sopportazione del mondo. Va bene, che la lascio parlare, vabbè, tanto che mi interessa. No, è una sopportazione che mi deve portare all'amore. Prego per lei, dico vabbè, vuol dire che il Signore glielo farà capire, ma però dico, siccome voglio essere onesto, è più lei che sopporta me che io che sopporto lei. È vero? Alza la mano, è vero? È lei che sopporta me. Comunque, chi sopporta chiunque, il comandamento è quello. Poi stavamo dicendo umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportazione. Ci sono 3 tipi di unità menzionati nella Chiesa. E velocemente ve li voglio dire. C'è l'unità dello Spirito Santo che si realizza nel momento in cui nasciamo a nuova vita e quindi entriamo nella famiglia di Dio. In quanto figli di Dio siamo una cosa sola. Amen. In quanto battezzati, non battesimo di Spirito Santo, battesimo di acqua, in quanto abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, noi siamo diventati
parte di un'unica grande famiglia. Ieri parlavamo della Chiesa, una santa cattolica apostolica. È qualcosa che noi facciamo parte anche di quella Chiesa che è nei cieli. Apostolica nel senso che è fondata sugli apostoli, cattolica nel senso che è universale, raccoglie tutti i credenti del mondo. Unica e santa, perché la Chiesa è una e santa e noi facciamo parte di quella Chiesa una e santa. Amen. Il credo apostolico per noi è la base della nostra fede e deve essere così. Poi c'è l'unità nella fede che si realizza nella sottomissione ai ministeri. Efesini 4, versetto 11. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giunti tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Quindi l'unità della fede si ottiene anche quando si riconoscono i ministeri. Che voglio ricordare, la persona che ha il ministero non è superiore agli altri, è solamente una chiamata diversa, per cui Dio ha messo quel ministero lì perché deve fare crescere nell'unità della fede. Amen? È come il corpo di Cristo, ognuno di noi nel corpo. Avete mai visto un corpo senza braccio? Può vivere. Ok? Un corpo senza testa non può vivere. Anche se un corpo senza mano vive male. Ognuno di noi ha un ruolo in questo corpo. Nella diversità siamo uniti. Dì alla persona accanto a te, nella diversità siamo uniti. Amen. Ma tutti facciamo parte del medesimo corpo, della medesima Chiesa. Amen. Quindi, unità di azione. La terza unità è l'unità di azione. Questa si realizza nel rinnovamento della mente mediante la parola di Dio. Quello che vi dicevo prima, 1 Corinzi 1,10. Or fratelli, vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Amen? Questo significa che se siamo uniti a Cristo, abbiamo i pensieri di Cristo, ognuno di noi ha i pensieri di Cristo. No, 2 più 2 è 5. Giusto? Sì o no? Qualcuno deve essere 6, qua che adesso 6. 2 più 2 è 5. 4. Quindi se io sono unito a Cristo, ho i pensieri di Cristo, voi siete uniti a Cristo, avete i pensieri di Cristo, noi siamo uniti, perché abbiamo i pensieri di Cristo. Questo significa avere un medesimo pensiero, un medesimo parlare. Ciò non vuol dire che tutti siamo coniati con lo stesso stampo, non siamo tutti monete da 2 euro, ma manco per sogno. Dico, noi siamo infinità di ricchezza alla presenza di Dio. Ognuno di noi ha un'identità che va rispettata e va portata avanti. Amen. Amen. Gloria a Dio. Quindi mi voglio soffermare solo su un altro brano, non lo leggiamo, vi dico solo Matteo 9. In Matteo 9 ci sono tre cose. Gli apostoli, come dicevamo prima, erano persone a cui veniva ordinato di fare delle cose e le facevano per amore verso Cristo, diciamo, perché avevano riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio, ma non avevano ancora lo Spirito Santo. E al versetto 14, se voi andate a leggere, si parla del problema di un ragazzino che era indemoniato e loro non riuscivano a liberarlo. E il versetto 14 parla proprio di questo, che nacque una disputa tra gli apostoli, ma non solo tra gli apostoli, anche tra i farisei, tra quelli che erano presenti, perché non riuscivano a liberare questo ragazzino. Gesù capisce qual è la situazione e li rimprovera, perché era sorta come una specie di disputa teologica. E Gesù poi dice una cosa importante alla fine di questa storia, che era quello che alcuni demoni, cioè alcuni problemi, o vogliamo dire anche alcuni modi di fare nostri, devono essere accompagnati necessariamente con la preghiera e il digiuno. Necessariamente hanno bisogno di preghiera, non di dottrina. Non ci possiamo fermare sulla dottrina e dire ma forse non l'abbiamo liberato perché quello
il papà è un mago. E fanno dottrina. No, ma forse perché quando era piccolo fumava. No, ma forse perché la mamma chissà che cosa ha combinato. Non ci possiamo mettere a fare dottrina. Alcune cose nella nostra vita si muovono per preghiera e per digiuno. Soprattutto quando nascono le dispute è necessario che ci sia preghiera e digiuno. L'unità è anche una conseguenza della preghiera e del digiuno, perché in questo caso, sì, è vero, Gesù ha risolto il problema del ragazzino indemoniato, ma ha risolto due problemi. Ha detto agli apostoli che devono essere uniti nella preghiera, che la devono smettere di litigare, di farsi la guerra tra di loro. Amen? Dì alla persona accanto a te: non farmi guerra, prega con me. Un pochino più forte che non vi sento. Non farmi guerra, prega con me. Amen. Al versetto 33 e 34, sempre dello stesso capitolo, gli apostoli spiccano sempre in intelligenza spirituale e iniziarono a litigare tra di loro su chi tra di loro era il più grande, il più importante. E Gesù che cosa poteva dire? Sicuramente Pietro è più grande. E Pietro si è gonfiato. Poi Giovanni fa: ma scusami, ma io sono il figlio del tuono, io sono quello che tu ami di più. E Gesù se la pensa e dice: sì, hai ragione, tu sei il più grande, vero? Così è andata. Si volevano talmente bene tra di loro che veramente ognuno vedeva nell'altro il problema, perché tutti si sentivano più grandi. Quindi io che mi sento grande rispetto ad Antonella, io vedo Antonella che si sente grande, un nemico, qualcuno che devo demolire, gli devo far vedere che io sono più grande. E alla fine di questo brano Gesù insegna agli apostoli che chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo. Quello che dicevamo prima all'inizio, il mansueto deve servire, dobbiamo servire. Va bene, nel nostro servizio noi spicchiamo e la gloria di Dio spicca nella nostra vita. Se noi già siamo cavoli e mezzi, non so come ve lo devo spiegare, ma ve lo dico facilmente. Se io ho delle capacità sovrannaturali, che ne so, mi date un computer, io ve l'aggiusto, che gloria può avere Dio da quello? Io ho usato la mia intelligenza, ho usato le mie doti, che gloria può avere Dio? No? Ma se, non lo so, mi dite, io non capisco niente di computer, mi date un computer e prego per quel computer, dico: Signore, fallo funzionare, e quel computer inizia a funzionare, la gloria non è mia, è di Dio. Dio ha fatto un miracolo. Se io sono medico e ti curo, che gloria do a Dio? Io ti ho curato per le mie capacità, ma se io prego per te che sei malato e tu guarisci, la gloria va a Dio. In questo non ci dobbiamo illudere, non è mai merito nostro, soprattutto quando Dio opera, ma anche quando operiamo noi. Le capacità intellettuali che abbiamo non sono merito nostro. Ok? È sempre Dio che ha operato attraverso di noi. Più noi ci muoviamo nell'umiltà, più noi ci muoviamo riconoscenti dell'amore che Dio ha avuto per noi, più noi ci muoviamo con amore verso gli altri e gli altri vengono toccati. Ieri abbiamo detto questo, che dobbiamo aprire i cuori delle persone, e la prima preghiera che noi facciamo alle persone è quello: spacca le pietre. Le persone ci apriranno il loro cuore dopo, ma devono vedere in noi che siamo convinti di aver ricevuto l'amore di Dio e siamo convinti di dare amore. Se non vedono queste, le persone non apriranno mai il loro cuore. Amen. L'ultimo, versetti 38 e 40, dove c'era un tizio che liberava le persone nel nome di Gesù, e gli apostoli, altra perla di scienza che erano, sono andati da questo, gli hanno impedito di usare il nome di Gesù, perché non erano con loro. Quell'uomo non era con loro, non faceva parte della loro chiesa, non faceva parte della loro unità, e Gesù li rimprovera anche in questo caso, dice: chi non è contro di noi è per noi. Cioè, questo deve gli apostoli stavano creando una setta. Gesù ha detto: non è così, non esiste un gruppo di persone che ne sa più degli altri, esiste il nome di Gesù, e se si usa il nome di Gesù siete già fratelli. Il settarismo divide,
Mentre Gesù non vuole questo, non vuole il settarismo, Gesù vuole che noi restiamo una cosa sola, anche con coloro che noi non conosciamo, che già sono nella fede. Gesù ha detto lasciatelo stare, perché non è contro di voi, è con noi. E sicuramente gli apostoli avranno detto sì, ma Signore, ma manco viene in chiesa, è per i fatti suoi. Non sono problemi tuoi. Il problema tuo è obbedire alla parola del Signore nella misura in cui tu sei stato chiamato, nella misura della tua chiamata. Amen. Non guardare alla chiamata degli altri, anzi, se gli altri vanno a Cristo tu devi essere contento. Amen. Quindi Dio non ama le divisioni, egli vuole un corpo unito. Unità nella diversità, nelle membra, vuol dire che ognuno deve contribuire per il bene del corpo di Cristo, ognuno di noi. Anche la più piccola cellula, guardate che è un corpo umano, non andiamo oltre, che è malata. Non lo so, magari quella cellula si è malata di tumore, una cellula sola, su milioni di cellule, quella cellula sola può distruggere tutto l'intero corpo. Se non viene subito individuata e tolta, ma una cellula sola non si può individuare. Ma una sola cellula può distruggere il corpo. Quindi ognuno di noi, per quanto piccolo può sembrare all'interno del corpo di Cristo, è necessario. È necessario. Il mondo, vi dicevo, ci insegna che tutti siamo utili, ma nessuno è necessario. Cristo ci insegna il contrario, tutti siamo inutili. Nel senso che Dio può fare da sé, ma tutti siamo necessari all'opera di Dio. Dio preferisce che noi siamo necessari alla sua opera. Nella nostra inutilità Lui prende la nostra inutilità e ci rende indispensabili. Amen? Amen. Ci alziamo un attimino prima di dare il microfono a Carmelo. Signore, ancora Signore, noi vogliamo venire alla Tua presenza. Chiederti, Signore, qualcosa di particolare in questa sera, qualcosa che ancora magari non abbiamo sentito, vogliamo sentire il Tuo amore dentro di noi, quell'amore, Signore, che ci unisce a Te, ci unisce alla vera immagine che noi abbiamo in Te, ci unisce ai fratelli, ci unisce alla Chiesa santa, unica, che è nel mondo. Signore, noi vogliamo essere travolti, Signore, dalla Tua grazia e dal Tuo amore, vogliamo essere travolti, Signore, dalla Tua potenza e dalla Tua gloria. Alziamo le mani al cielo. Il Signore ci fa sentire la musica celestiale. Amen, Signore. Vieni, veramente confermi quello che abbiamo detto fino ad ora. Vogliamo sentire la Tua musica nel nostro cuore, Signore. Quello che ci hai detto anche ieri, Signore, alcuni di noi hanno sentito strumenti fuori dal normale che erano celestiali, non erano umani. Vogliamo sentire, Signore, questa musica celestiale del nostro cuore. Chiedilo al Signore: Signore, fammi sentire la Tua voce come una musica suave. Signore, fammi sentire la Tua presenza. Signore, fammi sentire il Tuo amore nel nome di Gesù Cristo. Io voglio essere ripieno, Signore, perché voglio essere una cosa sola con Te, voglio essere una cosa sola con i fratelli, voglio essere una sola cosa con la Chiesa, voglio essere una sola cosa con mia moglie, voglio essere una sola cosa con mio marito, voglio essere una sola cosa con i miei figli, voglio essere una sola cosa, Signore, perché devo testimoniare che Tu sei il Cristo e vivi nella mia vita e regni nella mia vita. Nel nome di Gesù c'è bisogno di unità a tutti i costi, Signore. Inizia, Signore, nella nostra casa, Signore, ed espandi questa forza, Signore, nella Chiesa. Ovunque noi siamo, Signore, ovunque Tu ci mandi, Signore, dove lavoriamo, Signore, fai vedere che c'è unità, che c'è una cosa sola, Signore. Nel nome di Gesù, intervieni con potenza. Sharayasnai nikiramandesmai, o la rakedania shedaniasnai sera la rakidisnai shama. Oh, la che preghiamo in lingue, facciamoci sentire. Io non ne ho voce, non posso gridare, quindi non vi posso incitare, incitate voi me. Oh, riasciada rayasnai sara che desmaini miniascia. Oh, la rechinia shera niasnai sara manayesnai era che. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, vieni, travolgici, Signore, con la Tua presenza nel nome di Gesù, travolgici, Signore, con la Tua gloria, Signore, nel nome di Gesù, intervieni con potenza, Padre, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, grazie Signore eterno. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Santo, sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore, Signore. Amen. Grazie Gesù. Amen. Alleluia. Carmelo, accomodati. Oggi mentre Carmelo messaggiava con Maria Antonietta, lui parlava di abbraccio e lui non lo sa, ma io ho pensato la stessa cosa, però ora calma e sangue freddo. Ora ve lo dico. Alleluia. Mi raccomando, non essere lungo, che sappiamo quanto. Grazie. Oggi è un giorno molto importante, non che ieri non lo sia stato e non che lo sarà domani. Ogni giorno è importante. Oggi è un giorno diverso. Oggi celebriamo un fidanzamento. Non vi preoccupate, non tra me e Carmelo. Tranquilli, io ho mia moglie, Elina, lui la sua, Maria Antonietta. Non pensate cose strane. Celebriamo un fidanzamento tra due, chiamiamoli due gruppi, o meglio tra una chiesa, che è quella della la comunità Gesù Nazareno, e la cellula della Chiesa della Riconciliazione. Oggi pomeriggio, tra mille difficoltà, io comprendo quando le cose sono davvero del Signore, quando ci sono diversi impedimenti e quando riesco a superarli. Per l'incontro di oggi pensavo di elaborare un intervento particolare, invece non è stato possibile. Tutto ha fatto sì che alcune cose dassero un modo affinché io, mia moglie e anche alcune sorelle della cellula non fossimo oggi qua, ma poi comprendiamo che è sempre il Signore che opera e che consente ogni cosa. E mentre vivevo queste difficoltà pensavo al fidanzamento, e fidanzamento dal latino significa fidere, significa fidarsi, significa avere fede. Quindi quando due persone si fidanzano, una confida nell'altro, ha fede nell'altro, ha fiducia nell'altro. Spesso noi nella nostra vita, senza accorgercene, finiamo col fidanzarci con noi stessi, col fidanzarci con la nostra vita, con il nostro passato, con le nostre credenze, con le nostre convinzioni, con la nostra storia, con le nostre abitudini. Finiamo a innamorarci a tal punto di noi stessi, del nostro passato, quasi a sposarci con il nostro passato, con la nostra vita. E quindi a prenderci anche degli impegni col nostro passato, con le nostre credenze, con le nostre convinzioni, col nostro io, al punto da difenderlo ad ogni costo. E non parliamo di non credenti, parliamo di credenti, parliamo di noi. Almeno io parlo per me. E finiamo col proteggere dottrine, col proteggere chiese, col proteggere uomini, col proteggere storie, come se fossero verità, mettendole davanti al nostro stesso Dio. Mentre Dio ci vuole fidanzati a Lui, in Cristo, nell'unità, affinché questa Chiesa possa essere la vera sposa di Cristo. Mentre pregavo quel pomeriggio riflettevo sul versetto, su alcuni versi di 2 Corinzi. Vorrei leggerli perché rendono tantissimo quello che oggi stiamo facendo. 2 Corinzi 5, dal 14 al 20. Infatti l'amore di Cristo ci costringe,
perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in mezzo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questa è la parola di Dio. Siamo chiamati alla testimonianza. La parola dice: l'amore di Cristo ci spinge. L'amore di Cristo ci spinge a pregare, ma anche ad andare oltre la nostra preghiera. A pregare per l'unità tra i cristiani, andare oltre la preghiera. La comunità, le chiese hanno bisogno, per poter dare testimonianza al mondo, di ambasciatori di riconciliazione. Ambasciatori che facciano cadere le barriere, che costruiscano ponti, che stabiliscano pace, che aprono porte, aprono nuovi stili di vita, e non nel nome di dottrine, nel nome di chiese, nel nome dell'unico che ci ha riconciliati in Dio, Cristo Gesù. Ed è il suo Santo Spirito che ci conduce in questo cammino verso la riconciliazione nel suo nome, ma è ancora di più l'amore di Cristo che ci spinge a farlo. Se abbiamo veramente ricevuto la rivelazione di chi è nostro papà, non mio, non il papà di Carmelo Culore, il papà di Carmelo Orlando, il papà di Alessia Saia, il papà di Elina Messina, nostro papà. Ecco, se abbiamo ricevuto la rivelazione di chi è veramente nostro papà, se abbiamo ricevuto la rivelazione di essere suoi figli, non in virtù di una comunità, di una dottrina, di un gruppo, ma in virtù del sangue di Cristo, ovvero perché abbiamo accettato di essere fratelli di Cristo. Ecco, allora dovremmo sentirci spinti dall'amore di Cristo ad annunciare il Vangelo a tutte le creature del mondo, ma anche ad annunciare la riconciliazione ai nostri fratelli, che non sono le persone che frequentano lo stesso luogo di culto, le persone che frequentano la stessa cellula, ma sono tutti coloro che sono figli dello stesso papà. Siamo una famiglia. Siamo nuove creature. Ogni mattina mi sveglio e dico: le cose vecchie sono passate. Maria Antonietta, Carmelo, io, Elina, siamo nuove creature ogni giorno. Questi versi non vanno letti una volta e poi basta, non sono veri un giorno e poi basta, sono veri ogni giorno. Dobbiamo smetterla di vivere del passato, smetterla di vivere di ieri. Oggi è il giorno del perdono. Oggi è il giorno del ravvedimento, perché non c'è riconciliazione senza ravvedimento. Quindi oggi io sento fortemente di inginocchiarci di fronte al nostro papà, di presentarci in adorazione
come sacrificio vivente. Dobbiamo presentare all'altare in offerta il nostro egoismo, la nostra superbia, la nostra disubbidienza, il nostro uomo vecchio, per ricevere l'amore di Cristo e per farci spingere, per essere sottomessi l'uno all'altro, per sopportarci l'un l'altro e per supportarci l'un l'altro. Ogni riconciliazione, ogni unità ha spesso un grande nemico. Molti di voi diranno, sì, il diavolo, il demonio. Ok. Nella mia vita l'ho incontrato tante volte e quindi ne ho la certezza anche della sua esistenza. Ma lui spesso interviene dopo, quando si rende conto che la cosa è già iniziata. Spesso il nostro più grande nemico sono i nostri ragionamenti, i nostri pensieri. E per me lo sono sempre stati. Perché la riconciliazione e l'unità richiedono un sacrificio, è uno solo. Richiedono di cambiare una parte di sé per accogliere una parte dell'altro. Non è possibile diversamente. E questo richiede uno sforzo. Se ognuno di noi rinuncia a una parte di sé per accogliere una parte dell'altro, finiamo col diventare totalmente diversi, totalmente cambiati, secondo una nuova identità, che è quella di Cristo. Questa è la vera rivelazione del corpo di Cristo, del regno di Cristo. Necessita quindi di prendere una decisione. Necessita quindi prendere le nostre convinzioni, le nostre credenze, i nostri ragionamenti, i nostri pensieri e portarli dove? Metterli in una borsetta e poi ogni tanto vengono fuori, poi li rimettiamo nella borsetta. Noi dobbiamo prenderli e portarli in cielo, presentarli all'altare, rinunciando ad essi per sempre. Oggi inizia un tempo nuovo, un tempo di accelerazione, nel quale i figli di Dio iniziano a manifestarsi, nel quale i doni dello Spirito Santo iniziano a manifestarsi, ma non che ieri questo non accadeva, ma oggi i cieli si sono aperti. E quindi Dio oggi ci chiede di salire insieme, senza se e senza ma, per essere un solo popolo.